Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sono 400 gli aspiranti deputati e senatori in Calabria per il Movimento 5 Stelle. Da domani via alle parlamentarie. Per l'uninominale deciderà Di Maio, 3 i voti a disposizione. Il PD deciderà il 25 gennaio. L'ENI pagherà per le piattaforme in mare 15 milioni di euro al comune di Crotone. Il sindaco esulta, è una giornata storica per la città. Fermato il presunto autore dell'omicidio del pensionato Giuseppe Barresi, il cui cadavere è stato rinvenuto all'interno dell'auto data alle fiamme nel quartiere Arghillà a Reggio. L'uomo è un 38enne con precedenti penali. In migliaia a Crotone alla fiaccolata per Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso da un vicino di casa. La madre del giovane: non vogliamo vendetta ma giustizia. Colpi di pistola sono stati esplosi all'indirizzo dell'abitazione di un imprenditore titolare di un'azienda specializzata nella lavorazione del marmo. L'episodio avvenuto a Vibo. La cipolla rossa di Tropea tra i prodotti calabresi più apprezzati a livello internazionale. Molinaro, prodotti calabresi al 9° posto della classifica stilata dall'Istat. Grandi pulizie in vista del 26 gennaio, giorno in cui verrà inaugurato il ponte di Calatrava a Cosenza. Giovedì conferenza stampa a Montecitorio per presentare l'evento. Un gol di Calamai al 95esimo spinge il Cosenza ai quarti di finale di Coppa Italia. Ha battuto il Trapani. Sulla strada dei lupi c'è il Lecce. Ben ritrovati per il nostro TG che apriamo con la politica. Da domani al via le parlamentarie per il Movimento 5 Stelle, più di 400 i candidati calabresi. C'è da attendere invece per la riunione della direzione nazionale del Partito Democratico che stabilirà i criteri delle candidature, quindi l'appuntamento che slitta a fine mese. I particolari nel nostro servizio. In fila per le parlamentarie del Movimento 5 Stelle più di 400 i candidati calabresi per le consultazioni online, in programma domani e dopodomani dalle 10 alle 21 sulla piattaforma Rousseau. Una partecipazione massiccia, come sottolineano i pentastellati. Sono arrivate diverse disponibilità, siamo molto contenti perché vuol dire che diverse persone hanno deciso di mettersi in gioco, di credere in questo progetto politico e quindi per ora, diciamo, in questa fase c'è grande entusiasmo e grande soddisfazione. Poi certo bisogna stare con gli occhi aperti e fare tutte le verifiche e i controlli del caso e quindi vedere un po' come andranno poi gli step successivi. Nel pratico ogni iscritto potrà esprimere 3 preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e 3 preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Alle parlamentarie per il proporzionale partecipano anche i 4 parlamentari uscenti, il senatore Nicola Morra, i deputati Federica Dieni, Dalila Nesci e Paolo Parentela. Ci sono sicuramente i portavoce uscenti che hanno confermato la propria disponibilità per candidarsi nuovamente e ora avremo le votazioni che partiranno da domani, le votazioni interne che decreteranno poi chi saranno i candidati del plurinominale sia per la Camera che per il Senato. Sulla Calabria riflettori accesi. Ci auguriamo che vada ancora meglio di come è andata nel 2013, certo già nelle passate elezioni abbiamo avuto degli ottimi risultati e ci auguriamo di confermarli e di fare ancora di più. Intanto c'è attesa nel Partito Democratico, sarà la direzione nazionale a stabilire i criteri per le candidature, l'appuntamento il 25 o il 26 gennaio, probabilmente a fine mese la decisione dei candidati. Il comune di Crotone vince la battaglia con il colosso Eni che estrae gas nel Mar Ionio. La multinazionale pagherà l'IMU e l'ICI per le piattaforme, versando all'amministrazione 15 milioni di euro, i particolari nel servizio.
Oltre 15 milioni di euro nella disponibilità di Crotone per le aliquote ICI e IMU dovute dall'ENI per le piattaforme in mare è il risultato della transazione siglata tra il Comune e il colosso petrolifero. Per l'ente si tratta di una svolta storica nei rapporti con l'ENI da parte della città, che per la prima volta si vede riconosciuto il diritto al pagamento da parte della società delle aliquote. In particolare poco più di 14 milioni sono i valori contabili relativi alle annualità dal 2010 al 2015, mentre meno di 500.000 euro sono relativi agli interessi, somme che saranno riconosciute all'amministrazione in 2 anni e corrisposte in 3 rate a partire da gennaio 2018 e successivamente a gennaio 2019-2020. Il sindaco ha definito l'accordo per nulla scontato, considerato i contenziosi di ENI non solo con la città di Crotone, ma con tanti comuni rispetto alla riscossione delle aliquote ICI e IMU spettanti ai comuni. Questa, ha detto Pugliese, è una giornata storica per la città. Sono risorse importanti che saranno messe a disposizione della città per investimenti per lo sviluppo del territorio e soprattutto siamo riusciti a chiudere una trattativa che poteva trascinarsi nel tempo senza nessun risultato. Svolta, siamo alla cronaca nelle indagini sull'omicidio di Antonino Barresi, il cui cadavere carbonizzato è stato ritrovato, lo ricorderete, sabato scorso a Reggio Calabria nel quartiere Arghilla. Nella notte la polizia ha fermato il presunto autore dell'efferato delitto. Si tratta di un pregiudicato 37enne, Enzo Bevilacqua. Sentiamo. Si era capito che il caso del cadavere carbonizzato rinvenuto nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria sabato mattina fosse vicino ad una svolta e la conferma è arrivata nella tarda mattinata di oggi. La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo Enzo Bevilacqua, 37 anni, pregiudicato, e lui il sospettato dell'efferato omicidio di Antonino Barresi, 69 anni, vedovo, incensurato ed ex dipendente delle Ferrovie dello Stato. Il fermo di Bevilacqua è stato effettuato questa notte dagli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria su disposizione della locale procura. Con il fermo di Bevilacqua, che dovrà essere convalidato o meno, si tenderebbe ad escludere la matrice mafiosa del delitto. L'omicidio potrebbe essere infatti motivato da altri interessi che avrebbero visto in qualche modo contrapposto Barresi al suo presunto, almeno per ora, assassino. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, Bevilacqua avrebbe dunque prima ucciso Barresi e poi avrebbe sistemato il corpo nel bagagliaio della Peugeot 206 di cui la vittima era proprietario. Alla fine avrebbe dato alle fiamme la stessa auto nel tentativo di far sparire ogni traccia. Ma qualcosa deve essere andato storto e gli investigatori della Polizia di Stato sono stati bravi a ricostruire un percorso di indagine che adesso sembra essere arrivato al punto finale. In migliaia alla fiaccolata a Crotone per ricordare Giuseppe, il 18enne ucciso sabato pomeriggio da un vicino di casa. Assurdo il movente, l'assassino si sentiva perseguitato dalla famiglia della vittima. Vediamo. Un corteo silenzioso per ricordare Giuseppe Parretta, ucciso a soli 18 anni dal vicino di casa. Crotone dice così no alla violenza e si stringe attorno ai familiari del giovane assassinato con 3 colpi di pistola da Salvatore Gerace, pregiudicato di 56 anni. In migliaia hanno partecipato alla fiaccolata, in testa al corteo la mamma di Giuseppe, Katia Villirillo, accanto a lei il sindaco Ugo Pugliese, che ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il corteo, partito dalla piazza antistante, il Palazzo Comunale, ha raggiunto in silenzio Piazza Duomo, tanta gente in lacrime per una morte assurda, incomprensibile. Davanti alla cattedrale poi un lungo applauso. Ecco le parole della mamma di Giuseppe. Lo voglio salutare così stasera insieme a voi. Mi salutava così. Ehi mami! Difficile per molti trattenere le lacrime. Katia Villirillo, presidente di un'associazione creata diversi anni fa per contrastare la violenza alle donne, è distrutta dal dolore. Non vuole vendetta, ma giustizia per il suo Giuseppe. Assurdo il movente. Gerace, come ha raccontato lo stesso agli inquirenti che lo hanno arrestato subito dopo l'efferato omicidio, si sentiva perseguitato e spiato da quella famiglia. Temeva per la propria vita e pensava che i figli di Katia Villirillo potessero venderlo ai suoi nemici, e quando ha visto la moto che Giuseppe aveva acquistato con i soldi guadagnati come cameriere, ha pensato che quel mezzo fosse un regalo fatto al ragazzo proprio da chi gli avrebbe dato l'incarico di spiarlo. Così sabato pomeriggio è entrato in casa dei suoi dirimpettai nel centro storico impugnando una pistola. Ha sparato 5 colpi, 3 dei quali hanno raggiunto Giuseppe senza lasciargli scampo. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi.
Colpi di pistola contro l'abitazione di un imprenditore a Vena Superiore, frazione del comune di Vibo Valentia. L'obiettivo dell'intimidazione è il titolare di un'azienda specializzata nella lavorazione del marmo che ha sede a Vibo, lungo la statale 18. L'imprenditore ha denunciato l'episodio ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili dell'intimidazione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la pista privilegiata è quella del racket. Il prefetto di Crotone, su delega del ministro dell'Interno, ha nominato oggi la commissione d'accesso antimafia al comune di Strongoli. La decisione fa seguito all'operazione Stige, coordinata dalla DDA di Catanzaro e condotta dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Crotone, che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di 170 persone, tra le quali anche il sindaco di Strongoli, che poi si è dimesso. 2 automobili sono state completamente distrutte da un incendio sulla cui natura sono in corso indagini. Il fatto è accaduto a Pianopoli. Le 2 auto, una Citroen Saxo e una Fiat Idea, erano parcheggiate in strada a poca distanza l'una dall'altra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Beni mobili e immobili per un valore di quasi 600.000 euro sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Calabria in esecuzione di un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. I beni sequestrati sono riconducibili a persone ritenute appartenenti alle cosche di 'Ndrangheta, Zagari, Fazzolari, Viola e Maio Cianci, operanti a Taurinova e zone limitrofe. E cambiamo argomento. La cipolla rossa di Tropea, tra i prodotti calabresi più apprezzati a livello internazionale. Molinaro di Coldiretti dice: i prodotti della nostra regione al 9° posto della classifica stilata dall'Istat. Vediamo. L'Italia, secondo i dati Istat, è leader mondiale nella qualità a tavola per numero di consumo dei prodotti DOP, IGP e STG conferiti dall'Unione Europea. Ma quanto c'è di Calabria nel boom di prodotti di qualità? È un grande primato, ma soprattutto un grande paniere di eccellenza. La Calabria è al 9° posto in Italia per denominazione di origine protetta e per prodotti tradizionali, quindi ovviamente abbiamo un interesse sicuramente strategico su questo primato, e i 14 miliardi, come vedete, danno un contributo forte all'agricoltura calabrese e italiana e soprattutto all'agroalimentare 100% made in Italy. I settori con il maggior numero di riconoscimenti sono gli ortofrutticoli e i cereali, i formaggi, gli oli extravergine di oliva, ma anche le preparazioni di carni. Ma fra i prodotti più apprezzati della nostra terra c'è di sicuro la cipolla rossa di Tropea, che ha conquistato una fetta importante del mercato. Ma cosa si può fare per incentivare lo sviluppo del commercio delle tipicità calabresi? Quest'anno, il 2017, l'abbiamo definito noi della Coldiretti come l'anno della rossa, insomma la cipolla rossa di Tropea. Insomma, se pensiamo che in alcuni prodotti importanti, anche di multinazionali, insomma, dal minestrone Findus ai panini McDonald's, lo possiamo dire perché ovviamente su tutta la pubblicità, diciamo, dei quotidiani, delle TV nazionali c'è questo prodotto d'eccellenza del Made in Calabria. Insomma, la cipolla rossa di Tropea sicuramente quest'anno ha conquistato importanti fette di mercato e soprattutto, come vedete, sta trainando il Made in Calabria. Siamo il primo paese in Europa per denominazione di origine protetta, diciamo pure che siamo il paese dei piccoli comuni, e grazie a questo territorio, soprattutto di aree interne, c'è il 92% di questa eccellenza. Quindi la Calabria addirittura, insomma, ha 318 comuni, insomma, al di sotto dei 5.000 abitanti, e oltre 600.000 abitanti calabresi, insomma, risiedono in questi comuni, quindi è un'importanza economica ma anche sociale. Se il dato è positivo, c'è anche però un fenomeno da contrastare, che è in aumento, ed è l'agropirateria, con un fatturato da capogiro. All'estero, pensate un po', sono falsi 2 prodotti alimentari di tipo italiano su 3. Noi troviamo i salumi in giro per tutto il mondo, soprattutto in America, in Canada, ma questo è il contraltare, insomma, di questo primato. Sostanzialmente si copiano normalmente le cose più belle, le cose più buone, insomma, ecco, il Made in Italy ha questo, diciamo, fatturato importante, si parla di oltre 65 miliardi di falso Made in Italy ogni anno, e la Calabria oltre 1 miliardo incide. Torniamo ad occuparci del problema delle cosiddette vacche sacre. Previsto a Cittanova un incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, un fenomeno che desta allarme e preoccupazioni. Molti gli incidenti stradali causati proprio dagli animali vaganti. Vediamo. Qualcosa si muove sul caso delle vacche sacre. Giovedì prossimo a Cittanova il nuovo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sul tema dei bovini vaganti si riunirà. Alle ore 13 l'organo collegiale
speciale coordinato dalla Prefettura Reggina discuterà dello stato dell'arte riguardo l'annosa problematica che affligge la fascia pedemontana della Piana e delle possibili iniziative da adottare per mettere in sicurezza strade provinciali e i paesi di questo territorio. La convocazione del tavolo era attesa da giorni, alla luce anche delle recenti iniziative civiche che hanno contribuito ad innalzare il livello di attenzione su una piaga esistente da decenni. Il tema nel 2017 era tornato alla ribalta al culmine di una preoccupante escalation di incidenti stradali tra autoveicoli e vacche sacre, prima ancora attraversazioni diversificate e che avevano coinvolto anche il comune di Cittanova e il Parco Nazionale d'Aspromonte. Nei mesi scorsi il Partito Democratico Reggino si era riunito proprio a Cittanova per ribadire la necessità di spostare il dibattito sui più alti livelli istituzionali. Poi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, la presenza dei sindaci del territorio e le prime aperture per possibili soluzioni. Quindi la nascita del Comitato Civico No Bull, che il 16 dicembre scorso ha marciato sulla SP1 che collega i comuni di Cittanova e Taurianova proprio per dire basta al pericolo vacche sacre. Ma la questione ovviamente è più larga, perché nel frattempo anche sulla SP31 che sale verso Molochio la presenza di bovini si è fatta sempre più costante, per non parlare delle clamorose immagini filtrate sulla stampa che riprendevano diversi animali vaganti nel cimitero di Varapodio. Un fenomeno dilagante che a questo punto chiede di essere affrontato una volta per tutte. A Vibo per il canile municipale che versa in una situazione di degrado, vediamo. E a Nosa non sembra trovare una soluzione la questione del canile municipale, unica struttura pubblica del genere nell'intero territorio provinciale, con l'azienda sanitaria che da tempo ha assicurato la realizzazione di un canile sanitario ed un presidio veterinario. Questo canile rimane al momento l'unico in grado di affrontare un'emergenza continua grazie agli sforzi dell'amministrazione, insufficienti però, e soprattutto grazie all'encomiabile impegno dei volontari. L'ENPA, dopo anni di denunce e promesse vane, non ha rinnovato la convenzione della gestione, denunciando una situazione ingestibile per la struttura fatiscente e quella mancanza di un canile sanitario che ha comportato il carico di tutti i cani abbandonati in questa struttura che il Comune non ha riconosciuto. In 5 anni di gestione, con il contributo comunale giudicato insufficiente, mentre l'ENPA di Vibo Valentia si faceva carico di mantenere un accettabile regime sanitario con vaccinazioni e cippatura, in pratica sostituendosi all'azienda sanitaria. Adesso a gestirlo è l'ADA, Amici degli Animali, storica associazione animalista vibonese, alla quale sono venuti incontro i Lions Club di Vibo Valentia e Serra San Bruno, che con un gesto simbolico quanto significativo hanno consegnato cibo e soprattutto delle copertine per accudire i cani in questi giorni di particolare freddo. Un gesto semplice, soprattutto simbolico, dicevamo, ma apprezzato perché, come sottolineato dal presidente dell'ADA Antonio Zoccali, rappresenta un momento di attenzione verso il mondo degli animali di cui vi è forte bisogno. È molto importante perché diciamo che arriva questo materiale in un momento che ne avevamo tanto bisogno, cioè i cagnolini che muoiono di freddo, e siamo un'associazione nuova che si sta creando da poco, da qualche mese, e cerchiamo di portarla avanti con successo, cercando di sensibilizzare un po' le persone affinché ci vengano incontro. Un'idea, quella dei Lions, nata quasi per caso, ma che rappresenta ora un bello esempio da seguire. C'è una persona di buona volontà che vuole mettere a disposizione qualcosa del suo per chi ha bisogno. Dice, tu hai qualche idea? E tu subito, i cagnolini del canile di Vibo stanno morendo di freddo, facci mandare un po' di coperte. Un mese fa all'ospedale di Locri la visita degli ispettori ministeriali, si attendono ancora delle risposte, la relazione e il sindaco pone tanti interrogativi, vediamo. Ad un mese dall'arrivo degli ispettori all'ospedale di Locri inviati dalla ministra Lorenzin su richiesta pressante e convinta dei sindaci dell'Alto Ionio Reggino, ci si chiede quali siano i risultati. Se lo chiede per primo in verità il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, che alla ministra si è rivolto ufficialmente. Il primo cittadino chiede di conoscere quali siano le verità scoperte dai dirigenti ministeriali. È evidentemente una sollecitazione quella di Calabrese, che pur consapevole del fatto che essendo in periodo elettorale la ministra non abbia ancora voluto esprimersi, chiarisce che la necessità di sapere è legittima oltre che forte.
Il timore, anche se non confessato, del sindaco è che possa scemarsi l'attenzione verso l'ospedale, un rischio che la città e il comprensorio non possono permettersi, soprattutto alla luce della novità, secondo la quale un vecchio finanziamento di decine di milioni sarebbe stato sbloccato dopo conferme e stop a gogo. Finanziamento che potrebbe dare ossigeno vero alla sanità locridea, sempre che non sorgano nuovi ostacoli, perché la paura resta sempre quella. E nasce a Cosenza l'Associazione Provinciale degli Informatori Scientifici del Farmaco. Obiettivo è tracciare nuove programmazioni, si legge in una nota, nell'interesse della salute pubblica e nell'applicazione delle leggi vigenti, molto spesso disattese. Nel corso della riunione costitutiva ha formato il direttivo, presidente dell'associazione è Lello Esposito. E saranno presentati a Roma giovedì prossimo dal sindaco di Cosenza i dettagli relativi all'inaugurazione del ponte di Calatrava che, come sapete, si terrà il 26 gennaio. Vediamo. A Cosenza fervono i preparativi in vista dell'imminente inaugurazione del ponte di Calatrava, fissata per il prossimo 26 gennaio. Intanto una vera e propria task force è impegnata a Contrada Gergeri per la bonifica di tutta l'area circostante. Il ponte, che porta la firma di uno degli architetti più innovativi del mondo, è il simbolo non solo di Cosenza e della Calabria, ma di un sud che cresce e riesce a realizzare infrastrutture di rilievo, grazie alle quali si collega all'Europa e si proietta verso il Mediterraneo. La conclusione dei lavori del ponte e i dettagli della cerimonia di inaugurazione saranno presentati dal sindaco Mario Chiuto nel corso di un incontro con la stampa che si terrà a Roma giovedì 18 gennaio a Palazzo Montecitorio, nella sala conferenze della Camera dei Deputati. Alla presentazione, oltre al vice sindaco Iole Santelli, ci sarà anche il professor Francesco Sisci, docente all'Università del Popolo di Pechino, in quanto il ponte di Calatrava si proietta anche verso il crescente dinamismo dell'Asia. Ci spostiamo a San Giovanni in Fiore, dove da oggi è operativo il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco. Vediamo. I mezzi nel parco macchine e le sirene attive pronte alle emergenze. Da oggi anche San Giovanni in Fiore ha il suo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco, un presidio di legalità e sicurezza per un territorio vasto al confine tra le province di Cosenza e Crotone. La capitale della Sila, fascinosa e distante, un cruccio per i soccorsi, un problema rimasto a lungo irrisolto, una lunga battaglia da stamattina vinta, operativi a tutela dei cittadini e dei luoghi, 20 Vigili del Fuoco. Dopo tante lotte, tante battaglie, una realtà. Una squadra di Vigili del Fuoco sarà pronta a soccorrere i cittadini qui nel cuore della Sila. È un momento di grande soddisfazione. Non solo abbiamo migliorato il servizio di soccorso ai cittadini, ma anche le condizioni di lavoro dei Vigili del Fuoco, che potranno operare più in sicurezza e in tempi rapidi e rischiando meno. Siamo allo sport, un gol di Calamai al 95esimo spinge il Cosenza ai quarti di finale di Coppa Italia, ha battuto il Trapani. Sulla strada dei lupi c'è il Lecce, vediamo. Potevano bastare 92 minuti, ne sono serviti 95 al Cosenza per superare il Trapani e accedere ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Un successo sofferto contro un avversario di rango. L'impegno di Coppa stavolta lo hanno preso sul serio sia Braglia che Calori. A 7 giorni dalla ripresa del campionato, in campo sono scese le migliori formazioni possibili. L'inizio dei lupi è stato abbastanza timido e nel primo tempo gli ospiti si sono resi pericolosi con Marras e bastoni, lasciando ai padroni di casa soltanto qualche ripartenza e un tentativo in acrobazia di Pascali bloccato da Pacini. Il Cosenza ha saputo incassare senza subire il vantaggio siciliano, sfiorato da Evacuo sul fine di frazione, per poi presentarsi in campo nel secondo tempo con il suo volto migliore, mettendo in difficoltà il Trapani. La gara si è fatta più bella ed equilibrata, Tutino da una parte e Maracchi dall'altra. Hanno mancato di poco il bersaglio, bravo Saracco, e non solo in questa occasione. Pian piano però la gara ha preso una direzione ben precisa, con i rossoblù di Braglia sempre più grintosi e il Trapani costretto a subire. Gran lavoro per Pacini, attento sul boide di Orazio, e decisivo per 2 volte su Manuel Pascali, sempre pericoloso sotto porta e anche con un tiro da distanza siderale finito di poco a lato. Nel finale poi le emozioni più forti, il fallo di Fazio su Mendicino lanciato a rete, l'espulsione del difensore siciliano e il rigore neutralizzato da Pacini. Il gol di Matteo Calamai proprio allo scadere per la gioia dei lupi che a febbraio troveranno sulla propria strada il Lecce.
Primo tempo male, secondo tempo meglio. Calcio è questo, le partite girano, loro hanno avuto nel primo tempo un paio di occasioni grosse, stava bravo il portiere. Secondo tempo siamo usciti noi, abbiamo fatto anche delle buone cose sul finire, ma ci servirà per prepararci al meglio per il campionato. Tutto qui. Tempo di Open Day per diverse scuole a presentare la sua offerta formativa. C'è anche l'Istituto Comprensivo De Coubertin di Rende. Vediamo. Sono già alcuni anni che le scuole di ogni ordine e grado, per un'intera giornata definita Open Day, aprono le loro porte al pubblico per visitare la loro sede, presentare l'offerta formativa, illustrare i punti di forza e invitare i genitori ad iscrivere i loro ragazzi. Ed è quello che ha fatto la centralissima scuola secondaria De Coubertin di Rende, che di punti di forza ne ha veramente tanti. La scuola De Coubertin, che fa parte dell'Istituto Comprensivo di Rende Commenda, apre le sue porte per l'Open Day per farsi conoscere, mettendo in evidenza i laboratori di scienze, dove appunto ci saranno esperimenti portati avanti dagli stessi alunni, il laboratorio di tecnologia, il laboratorio di lingua inglese, la parte letteraria. Appunto la nostra scuola partecipa a tante attività del territorio e ne propone anche essa stessa al territorio. Ci sarà anche la performance della nostra orchestra, che è già il secondo anno, ma è un'orchestra che sta avendo molto successo, anche ad opera dei professori, di tutti i professori veramente. Comunque, al di là dell'orchestra, tutto ciò che è possibile fare nella nostra scuola è dovuto ai professori, ad una professionalità veramente valida. La giornata si è chiusa con la soddisfazione di tutti, soprattutto delle famiglie intervenute, che hanno avuto l'opportunità di vedere da vicino i frutti del lavoro e dell'entusiasmo degli allievi e dei docenti. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. I nostri territori sono interessati da correnti umide di ponente che dall'Atlantico si infiltrano fin verso il Mediterraneo centrale, penalizzando il tempo prevalentemente sulle aree tirreniche. Diamo quindi uno sguardo alle mappe in dettaglio. Domani nubi sparse sui versanti tirrenici con associate piogge, localmente anche di moderata intensità. Nevicate sui monti dell'Orso Marso al di sopra dei 1300-1400 metri, qualche fiocco possibile anche sulle vette della Sila, ampi spazi di sereno invece sulla fascia ionica. Analizziamo ora invece lo stato di mari e venti. Domani agitato il Tirreno, mosso lo Ionio, eccetto quello crotonese che sotto costa, essendo sottovento, risulterà calmo o poco mosso. Venti da ponente anche moderati. Per ulteriori dettagli consultate il sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.